22:24, torniamo in diretta. Saluto e ringrazio Paolo Benvenu, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Dunque, ricordavo poco fa, candidato presidente per Solidarietà Ambiente e Lavoro. Senta, vorrei partire un po' dalla polemica di queste ore, al di là dell'emergenza finita o no, e poi chiederò di rispondere anche a questa domanda. Le faccio vedere il risultato del sondaggio che noi abbiamo fatto oggi, quasi 3.000 telefonate in poche ore. Sì, bisogna chiudere le discoteche per l'84,1%, no per il 15,9%. Dopo la polemica, diciamo, che ha riguardato il muretto, che hanno spiegato, ricordo ancora ad Antenna 3, come avessero tutte le regole, le disposizioni, ne hanno fatti entrare uno alla volta, li tenevano a distanza, avevano molti più dipendenti al lavoro per controllare, misuravano la febbre a tutti i ragazzi, insomma, che dice? Ma io penso che ci sia una grossa preoccupazione e il risultato del sondaggio lo sottolinea. Dopodiché credo che il problema sia riuscire a far convivere i problemi della sicurezza di tutti, e la sicurezza sanitaria in particolare, anche con l'esigenza, insomma, di vivere una qualche normalità. Nella normalità ci sta anche il fatto di poter condividere delle serate insieme. Certo che questo non può dare adito a comportamenti e atteggiamenti che mettono in pericolo le persone che li compiono, ma anche gli altri, insomma. Questo è un problema di avere, come dire, una giusta misura nelle cose. Prego. Non è esattamente il mio modo di pensare in generale, però credo che ci sia una necessità, insomma, di dare anche spazio al bisogno delle persone di vivere e dei giovani di vivere anche una qualche normalità, insomma, delle relazioni nella vita. Ecco. Senta, oggi diciamo che tra le varie polemiche, guardando anche i dati che poi hanno snocciolato durante la conferenza stampa del governatore Zaia stamattina, il messaggio implicito è: guardate che l'emergenza è finita, siamo nella convivenza, questo lo sappiamo, però se il 18 maggio erano 51 terapie intensive e oggi sono 6, vuol dire che non c'è più quell'emergenza lì. Cosa dice lei? Io dico che la drammaticità della condizione che abbiamo vissuto nei periodi di marzo e aprile obiettivamente non c'è. Però se guardiamo a quello che accade a livello planetario, le preoccupazioni ci sono tutte, insomma, perché certamente la situazione negli ospedali, la situazione del contagio, obiettivamente non c'è nulla da dire, insomma, non ha certamente i numeri né la drammaticità, come dicevo prima, dei mesi bui, insomma, del Covid. Però cioè, siamo circondati da una situazione, insomma, che non è come dire, tranquillizzante. Io penso che questo sia il problema, bisogna sempre tenere alta la guardia, perché è del tutto evidente che il Covid insiste ancora in maniera molto pesante in molte parti del mondo e anche alcune vicine a noi. Le volevo far vedere questa immagine, adesso la zoom in modo che sia un po' più netta, eccolo qua. Che ne pensa? Sono i famosi banchi a rotelle. Oggi polemica ancora questa sera, tra l'altro, con l'assessore Donazzan che era in onda poco fa e diceva non si sa nulla su quanto sarà il numero degli insegnanti, quali criteri, questi banchi abbiamo tutti i dubbi, poi sa anche, no, il costo esorbitante, però confermano che la scuola inizia il 14 settembre. Cosa dice? Che il fatto che la scuola cominci il 14 settembre è una buona notizia. La notizia pessima è che non c'è ancora un'adeguata preparazione perché questo possa avvenire in piena, diciamo così, sicurezza e tranquillità per tutte e per tutti. Io credo che su questa questione, su come riavviare l'attività di insegnamento in forma normale, andrebbero consultati con molta attenzione gli insegnanti e quanti si trovano in prima linea. Io penso che sia questo il punto fondamentale, oltre al fatto che è del tutto evidente che servono molte più aule, serviranno più aule e serviranno probabilmente più docenti, e senz'altro servono più docenti. Io credo che questo debba essere, come dire, programmato, pianificato. La discussione non mi pare interessante quella del come sono fatti i banchi, insomma, credo che il problema sia, come dire, al di là di questi aspetti, insomma, anche come dire, magari discutibili, anche contestabili, eccetera,
io penso che il tema sia avere delle strutture, gli insegnanti e quello che serve per avviare effettivamente l'insegnamento in presenza, perché questo è il problema, perché l'insegnamento non può avvenire attraverso, appunto, in emergenza è stato fatto da remoto, è del tutto evidente che il rapporto fra docenti e alunni passa attraverso anche relazioni molto di Senta vicinato. Benvenu, ma mi pare l'altro giorno sulla questione migranti, diciamo, si è espresso, e tra poco le chiederò ancora un'altra cosa. Sull'autonomia non ricordo se avevamo discusso, lei da candidato presidente, insomma qua sotto c'è il counter Io con ho già scritto... detto sull'autonomia, ho già detto la nostra posizione. Noi siamo per l'autonomia secondo gli insegnamenti dei Silvio Trentini e dei federalisti storici, che non è l'autonomia che centralizza a livello regionale quello che prima era centralizzato a livello statale. Per noi l'autonomia è l'autonomia dei municipi, l'autonomia dei comuni, che ovviamente deve avere le disponibilità economiche, i mezzi e gli strumenti anche legali per poter, come dire, dare risposte ai cittadini. Questa è l'autonomia dei municipi, che appartiene alla storia del nostro paese molto di più che l'autonomia regionale. Questo non significa che siamo contro la Costituzione che prevede anche l'autonomia delle regioni. Siamo contrari, assolutamente contrari, all'autonomia differenziata che divide il paese in zone di serie A e serie B, e siamo soprattutto contrari a un'ipotesi di autonomia differenziata che poi si trasforma nella centralizzazione in sede romana di quello in sede veneziana di quello che prima era centralizzato a livello nazionale. Senta, qui glielo chiedo neanche SMS, ma avete visto le immagini dell'arrivo dei migranti col cagnolino? Insomma, questa cosa ha colpito parecchio, vedo anche dai nostri SMS. Oggi la fuga di alcuni, di centinaia, l'ha visto, no? Forse di profughi dal centro di accoglienza della protezione civile a Porto Empedocle. Questa è la foto che ho visto sta animando, insomma, il dibattito. Qui al centro vedete il barboncino che scende al guinzaglio, tenuto al guinzaglio da uno dei giovani portati a riva dalla guardia costiera, ma insomma questo inevitabilmente poi diventa oggetto di polemiche. Cosa sta succedendo? Sileri allo stesso tempo su altro fronte per gli arrivi in Italia dice dobbiamo mettere fuori dagli aeroporti, tutti gli aeroporti, si comincia con Malpensa il test. Cosa dice? Ma io dico che ci sono zone da cui ovviamente esiste la necessità sicuramente di fare dei controlli. Sulla questione dei migranti lascio perdere, perché è evidente che si usano strumentalmente, insomma, alcuni episodi. Io amo un cane, lo amo moltissimo, e quindi capisco che qualcuno abbia, come dire, questo tipo di propensione affettiva nei confronti del proprio animale, ma mi pare una cosa assolutamente secondaria. Penso invece che ci sia una necessità obiettiva di fare delle verifiche importanti, soprattutto in quelli che sono gli arrivi da fuori, compresi quelli aeroportuali. Vorrei ricordare che le statistiche internazionali, gli studi internazionali dicono che questo virus ha viaggiato sugli aerei. Infatti gran parte delle flotte aeree oggi sono ferme, non a caso ovviamente. Senta Benvenu, l'ultimo flash, una delle parole chiave, diciamo, di questa sua lista, di questo movimento è l'ambiente. Si dice, no, nella storia, definirla recente è abbastanza ridicolo, parlo del Mose, quindi di decenni, che questo tipo di intervento costosissimo sia stato fatto così, che sparisce, quindi sott'acqua, proprio perché l'ambientalismo voleva che fosse un progetto che non impattante. Vabbè, insomma, ho fatto un mini cronistoria, non so se lei è d'accordo poi per questa ricostruzione, ma per lei cosa si deve fare oggi? Completarlo, immagino, o un'altra via? Cosa dice? Io penso che il Mose non sia la risposta, che la risposta sia, come è sempre stato detto, e come le menti più accorte e più attente, quelli che hanno realmente studiato i problemi di Venezia, passi attraverso altri tipi di interventi, quelli che storicamente faceva a suo tempo la Repubblica di Venezia.
perché... Quindi dragaggio, pulizia dei canali, questo intende? Sì, mi pare che fuori da questa logica non si vada da nessuna parte. Mi pare che il Mose sia stato, come dire, concepito dentro un sistema di progetti di grandi opere più finalizzate, insomma, a garantire profitti e rendite a qualcuno più che a risolvere i problemi del territorio. Ma vale per il Mose come vale per la TAV e come vale per la Pedemontana. Però, prego. Non so se basterebbe, diciamo, questo intervento a garantire la salvaguardia di Venezia, però secondo lei che si fa oggi? Quindi non si dovrebbero ultimare i lavori? Ma io penso che quello che mi viene detto, quello che leggo nei testi scientifici che si occupano di questa cosa, pare che il Mose abbia delle grosse lacune dal punto di vista della manutenzione e anche poca, come dire, efficacia dal punto di vista dell'intervento nella misura in cui si superano certi livelli. La cosa che è del tutto evidente è che comunque è necessario fare altro tipo di intervento, insomma, cioè che dalla salvaguardia di Venezia delle lagune il problema, come dire, dello scorrimento normale delle acque e delle maree mi pare una cosa talmente ovvia che dovrebbe essere, come dire, la semplicità fatta, come dire, scienza, ecco. Cioè, però mi ha colpito, guardi quello che ha detto, perché in qualche maniera quanto è accaduto, e lei fa riferimento agli episodi di corruzione per il Mose, lei lo ha affiancato anche alla Pedemontana, in che modo? No, io non ho parlato di episodi di corruzione, io non sto denunciando alcun episodio di corruzione rispetto alla Pedemontana perché voglio dire, non ci sono fatti che possano, come dire questo in questo momento, non ci sono. Quello che dico è che così come è stato per il Mose, così è anche per la Pedemontana, l'interesse non è tanto del territorio ma di chi costruisce le opere e come dire, delle imprese, le banche eccetera che ruotano attorno a questo sistema. Sul Mose c'è stato il di più anche del fenomeno corruttivo, ma mi pare insomma che ci sia una tendenza generale attorno al sistema delle grandi opere in questa direzione. Chiaro. Per quanto riguarda la Pedemontana ci sono, come dire, le relazioni della Corte dei Conti, ma quello che è ancora più chiaro è che c'era un'idea, come dire, di un certo tipo di volume di traffico che potesse sostenere l'opera della Pedemontana e uno sviluppo del traffico pensato in crescita. Io credo che oggi sia del tutto evidente che quello che è successo a livello globale nel nostro paese in seguito della pandemia ha determinato, e non sarà un fatto di breve periodo, una riduzione significativa della circolazione delle persone e delle merci, soprattutto sul piano, diciamo così, dei territori, insomma, anche sul piano più generale. Va bene. Così, insomma, non è che ci può pensare che questa opera, cioè che se noi l'abbiamo criticata ieri, oggi diciamo che la critica a questa opera è ancora più, come dire, motivata dal fatto che è evidente che le previsioni di traffico si dovranno ulteriormente ridimensionare. Vedremo, Questo significa che la bolletta della Pedemontana la pagheranno i cittadini veneti, che al posto di avere servizi pagheranno l'accordo fatto con i costruttori e con le finanziarie che hanno permesso la costruzione e permetteranno la costruzione di quest'opera. Allora, grazie a Paolo Benvenu, candidato presidente per Solidarietà Ambiente e Lavoro il 20-21 settembre. Grazie.